L'inverno era anche il momento nel quale più facilmente i lavoranti della famiglia Deledda potevano essere accolti nella cucina col focolare centrale, perché non potevano tornare in tempo prima della notte nei rispettivi luoghi di lavoro. Dunque le stuoie venivano poste intorno al focolare, ad esse si aggiungevano i mantelli dei pastori, susaccu cosiddetto, che era un indumento immancabile per proteggere i pastori nelle cavalcate invernali. Lì trovavano dunque riparo, accoglienza, e prima del sopraggiungere del sonno anche ai bambini era dato di poter stare intorno a questo focolare. Intorno al focolare si stava tutti insieme fino al momento dell'andare a dormire, e i pastori, soprattutto quelli anziani, raccontavano di cose fantastiche. Qualche candela accesa, silenzio, mistero e un mondo che per Grazia Deledda si apriva fin da bambina come un mistero da svelare.